Allora, Darè. Ma abbiamo capito dal senatore che praticamente il problema è difficile da risolvere, anzi impossibile. No, difficile, non impossibile. No, impossibile perché ha dato la domanda e anche la risposta, per cui non si possono respingere. Si possono accogliere ma non si possono respingere. Una volta identificati e non hanno status di profugo diventa difficile rimandarli al paese d'origine. Non so, lasciamo le porte aperte, abbiamo una marina militare che non esiste, abbiamo un esercito che non esiste, probabilmente c'è un governo che non esiste, che non è in grado di far rispettare quelli che sono i nostri confini, di far rispettare che chi entra comunque si identifica. Ma cosa dovrebbe fare secondo lei la Marina? No, l'esercito... No, ma la Marina militare si stanzia davanti le coste libiche a raccogliere i profughi e portarli secondo lei cosa dovrebbe fare? No, guardi, siamo l'unico paese al mondo, dobbiamo fare come Malta. Malta sta poco, Malta li respinge. Maroni cosa ha fatto con i 20.000 tunisini? Maroni ne ha mandati a casa 100.000. Maroni ne ha mandati a casa 100.000. Li respinge che lì in mezzo al mare. Maroni ne ha mandati a casa 100.000 tunisini con il permesso. Li ha spediti Maroni. Invece voi li portate qua. Naturalmente tutti d'accordo. E poi per il terrorismo prolifica perché ha i fiancheggiatori che sono qua e sono della stessa religione. Questo è. Non nascondiamoci sempre dietro, no, sono 4-5, no, un intero quartiere ha protetto in Belgio, un intero quartiere ha protetto quelli della Francia e vorrei capire il Belgio che guerre ha fatto. Il Belgio che guerre ha fatto negli ultimi 30 anni. Se solo 30 anni, allora negli ultimi 30 anni il Belgio è il paese europeo che ha portato nel suo paese più musulmani di tutta l'Europa e non ha fatto per 30 anni nessuna guerra. Io non ho detto che è impossibile risolvere il problema, ho detto che ci vogliono secondo lei la Marina militare cosa dovrebbe fare in mezzo al Mediterraneo? La Marina militare dovrebbe fare guardare le coste e controllare chi passa. Perfetto. E invece va e quando vede un barcone che arriva di persone, no? di persone e non si vuole identificare, secondo lei cosa sono? Cosa sono quelli? Vabbè. Turisti, ma cosa fa? profughi, ma mi spiego, o sono terroristi? Ma mi spiego dove dovrebbe fare secondo lei? Dove spararli al barcone? Dove spedire il barcone? Ma allora ha visto cosa hanno fatto i paesi dell'est? I paesi dell'est hanno chiuso le frontiere. Mi fa la domanda, io cerco di rispondere. Se lei non riesce a controllare i suoi confini, se lei non riesce a controllare i suoi confini, vuol dire che lo Stato non esiste. Ma lei ha mai visto l'Italia come è fatta? Cioè i confini. No, l'ha vista solo lei. L'ha vista solo lei. No, ma l'Italia ha una caratteristica, è una penisola, non è l'Ungheria che tira su un muro sbagliando. Ma chi arriva dal mare, lo vede da lontano, sa. Lo vede da lontano. Conosce la geografia, non è che lo vede da lontano, conosce la geografia. Allora le dico una cosa, a Cagliari non approdavano mai. I peschereggi di Mazara del Vallo vengono sequestrati dalle motovedette libiche. Come mai non vedono qui chi passa dalla Libia? Venivano. No, quando venivano, anche adesso. No, adesso un attimo, non ho capito la risposta. Io vorrei riportare... Lei non la può capire la risposta. Aspetta. No, vorrei riportare in Italia. Ho capito. I muri. Quindi la Marina militare dovrebbe sparare. Anche questo. No, ma era soltanto per capire la cosa. Sparare. Allora, io riporterei un attimino l'attenzione. Io volevo torniamo su questo tema che non c'entra. un attimo però perché io non ho detto che è impossibile, ho detto che è difficile, non impossibile. Allora, per quanto riguarda quelli che arrivano, attenzione, non diciamo le cose. Adesso c'è l'accordo europeo, prevede che le navi, non solo quelle italiane, che sono nel Mediterraneo, quando c'è la necessità di soccorrere i barconi, lo fanno. E lo fanno. E grazie a Dio che lo fanno, perché diversamente noi alle centinaia di migliaia di persone che sono già in fondo al mare ne aggiungeremo chissà quante. Allora io su questo non ci sto, non c'è il muro qua, qui non c'entra il muro, qui c'entra il fatto se abbiamo in qualche modo a cuore persone umane, che sicuramente chi si mette su un barcone rischiando la vita non è uno che lo fa per sport, no, non lo fa per sport, lo fa per necessità. Bene, dopodiché è vero che bisogna essere più rigidi come si gestiscono poi le situazioni. Allora, da un anno a questa parte, da quando il problema diciamo è riesploso, si sono fatti dei passi avanti importanti. Adesso si identificano
perché si è risolto quel problema con l'Europa che dicevo prima di Dublino, si identificano e siamo ormai arrivati al 100% di identificazioni. La domanda è facile mandare via chi non ha diritto? Perché soccorrerlo dobbiamo farlo, se no muore. È facile mandarlo via? Io dico, bisogna rimandarlo al suo paese, ma spesso il suo paese purtroppo non permette, nel senso che non è controllato da uno Stato democratico. Ma se non mandate, allora bisogna fare in modo via neanche, non mandate via neanche chi ha scontato la pena in Italia. Mandiamo via anche quelli. Con un processo regolare lo tenete qua. Il problema non viene è mai rispedito. Che con 32 Stati in questo momento che abbiamo gente nei CIE eccetera con cui dovremmo avere convenzioni per mandarli indietro, ne abbiamo convenzioni con 6. Che gli altri stati non sono democratici e si rifiutano di farli. Allora è un problema serio, non è un problema semplice, è un problema da risolvere. Allora li teniamo qua tutti. No, è un problema da risolvere. Sì, io sono d'accordo con lei, è da risolvere, ma non è che non si voglia risolverlo. Non è che non si voglia risolverlo. Si cerca di risolverlo come, ecco, d'altra parte, come abbiamo visto, chi ha governato in momenti diversi ha avuto gli stessi identici problemi, perché anche le vicende che prima lei ricordava sono andate in modo un po' diverso. Comunque non importa, io ho detto che non ho fatto domanda e risposta, ho detto che bisogna fare l'accoglienza, bisogna applicare le regole, bisogna rimandare chi non ha diritto di restare nel nostro paese, anche se per come è messa oggi la situazione è complicato. Se nel giro di qualche tempo, ci vorranno anni forse, non mesi, tutto il Nord Africa e il Medio Oriente ritorna ad avere un minimo di legalità democratica, anche questi discorsi si potranno fare. Ci vuole una grande forza, una grande volontà per farlo. Ma nel frattempo, e la concordia delle grandi potenze internazionali, oltre che della volontà del paese. L'Italia ha fatto tanto in questo tempo. No, ma nel frattempo il cittadino si chiede adesso, perché questo che le dice sono politiche purtroppo. Aspettate un attimo, chiedo al senatore. Nel frattempo, come abbiamo fatto lo scorso anno, per esempio, con qualche difficoltà, però i 150.000 che sono arrivati in Italia, una parte sono stati da noi, sono stati in qualche maniera con difficoltà ma senza drammi enormi, collocati, ricollocati. Meglio un'accoglienza diffusa che fare concentrazioni di cooperative, come diceva lei, meglio fare delle cose diffuse, vedremo se ci riusciremo quest'anno. Una parte sono andati in Europa, rispetto all'anno scorso finalmente ci sono le quote adesso che vengono ricollocate anche negli altri paesi, un anno fa non se ne parlava neanche, adesso se ne parla. Certo, se dovessero disgraziatamente arrivare 300.000-400.000 persone in Italia sarebbe un problema difficilmente affrontabile. Per quello bisogna agire su tutti quanti i fronti, perché noi abbiamo la disponibilità, la capacità, quei 150, 140, 160.000 che sono stati negli ultimi 2 anni, riusciamo in qualche modo a gestirli, di più è un problema e per quello abbiamo attivato anche gli accordi europei. Facciamo fatica perché molti stati pensano che basta fare un muro e il problema è risolto, ma il problema non è risolto, bisogna andare in quella direzione e trovare il modo di mandarli temporaneamente dove possano andare, anche negli stati dove possono andare. Un attimo, Gozzato. Abbiamo già detto di fermare le guerre, di chiudere i fronti alla politica presente in studio, quindi quasi tutti, diciamo, io faccio questa domanda. Naturalmente sarebbe più indicata la risposta, me la dovrebbe dare, tra virgolette, senatore del PD, però voglio dire, abbiamo anche esponenti di centrodestra. Lancio una provocazione, che non sia il caso in questa fase storica di estrema insicurezza di sospendere in qualche modo a tempo determinato alcune garanzie costituzionali, e cioè le persone sospettate di terrorismo, e in Italia ce ne sono state e probabilmente ce ne sono ancora. Non sarebbe il caso per un periodo di tempo di tenerle al fresco, di tenerle in galera, di tenerle in carcere fin tanto che le acque si calmano? Questa è una domanda, perché se poi noi andiamo a combattere il terrorismo, e mi ricollego a ciò che dicevo all'inizio della trasmissione, se andiamo a combattere il terrorismo e teniamo a piede libero in Belgio una persona sospettata di terrorismo, non di un furto al mercato, sospettata di terrorismo, è libera di fare proseliti ed è libera di continuare la sua attività che dicono fosse poco lecita, diciamo così. Allora, non è il caso che l'Italia, visto che possiamo ragionare dentro i nostri confini,
applichi questa misura, cioè di sospendere un po' le garanzie costituzionali fin tanto che le acque non si saranno calmate? Senatore, così che so che dopo deve andare via. Non occorre arrivare a questo, a mio avviso, basta applicare rigidamente, sono d'accordo con lei, rigidamente le regole che ci sono anche dal punto di vista del contrasto del terrorismo. Secondo me non occorre sospendere le garanzie istituzionali, che comunque nel caso di terrorismo sono abbastanza, come dire, ben temprate, sono a prova. Dopodiché io penso che applicando le regole, adesso io non sono in Belgio, non sono nella ma parliamo dell'Italia, belga, io credo che in Italia una cosa del genere, a mio avviso, non sarebbe successa, immagino, non conosco i dettagli come magari conosce meglio lei, però sicuramente io penso che se il tema è applicare in maniera rigorosa, molto rigorosa, più che rigorosa, di fronte al terrorismo tutte le regole democratiche, anche di coercizione, anche di restrizione, anche non sarebbe il caso, scusi se interrompo, di essere, perdoni il termine, un po' meno democratici in questa fase, che non vuol dire mettersi sullo stesso piano, garanzia del diritto. Non vuol dire mettersi sullo stesso piano. Garanzia della pena e garanzia del diritto, non può essere diversamente. E non si può forzare un po' la mano. Non si può forzare un po' la mano. È una domanda la mia, è una domanda. Io devo dire onestamente, per quello che posso valutare, noi abbiamo ogni settimana i nostri componenti della Commissione per la sicurezza che relazionano in Parlamento rispetto alla situazione, cioè adesso non pensate che la cosa sia presa sotto gamba, perché ogni 15 giorni, ogni settimana, o il Ministro degli Esteri o il Ministro degli Interni viene in Parlamento, si misura, le commissioni per la sicurezza fanno il loro lavoro costantemente, con i servizi, sono in collegamento, quindi voglio dire, la politica in questo momento è attenta, vi ho detto che tutte e due le occasioni che sono state recenti, sia a Parigi che a Bruxelles, il giorno dopo si sono riunite le forze di tutte le forze politiche con il governo per esprimere una posizione comune, forte di contrasto radicale del terrorismo in tutti i modi possibili, naturalmente dentro le regole anche europee che sappiamo sono faticose da applicare, da costruire. Ecco, io dico applichiamo rigorosamente le nostre regole di sicurezza. Non occorre, a mio avviso, non penso si debba arrivare a sospendere le garanzie costituzionali, regole di sicurezza vanno applicate con molta rigorosità in modo tale che le maglie siano, io non ho problemi a identificare le persone, i codici aerei come abbiamo detto, il tema delle frontiere, tutto quello che deve essere fatto, ci vuole grande attenzione, ma la cosa vincente a mio avviso è la capacità di tenere insieme le tre grandi aree del mondo, la Russia, gli Stati Uniti e l'Europa, che se riescono a trovare un accordo devono assolutamente riuscire a risolvere il problema medio orientale del Nord Africa, che è il problema che obiettivamente ci è scappato di mano in questi ultimi 10, 15, forse anche 20 anni. Ecco, so che lei tra poco deve andare via, per cui andiamo anche in pubblicità. Sì. Secondo lei ha il sentore, visto che lei è il governo comunque, che questo sia raggiungibile? Perché se questa è la condizione sine qua non, perché poi si avvii tutto un processo più ampio, c'è il sentore di questo oppure no? Siamo lontani. Io vedo dei passi avanti interessanti sia in Siria che in Libia. A mio avviso in questo momento paradossalmente temo sia più difficile in Libia che in Siria, perché in Siria mi pare che la strada sia stata tracciata e speriamo anche che l'accordo con la Turchia fatto recentemente sulle vicende dei profughi aiuti anche a quella soluzione con le vicende anche della Russia che abbiamo visto. In Libia ci sono problemi seri perché la Libia è oggettivamente fuori controllo, se non riescono, perché le volontà dei due parlamenti ci sono, ma non riescono a mettersi insieme in un posto e fisicamente a dire chiediamo un aiuto internazionale come è necessario, di una forza ovviamente anche militare ma di deterrenza, non di aggressione, che permetta per esempio i corridoi umanitari e le cose che abbiamo detto prima. Quindi bisogna continuare a lavorare per questo perché in altro modo non si riesce a fronteggiare questa situazione. Tenete conto che l'arrivo sulle coste libiche dell'ISIS diventerebbe la sanzione del fatto che sia incontrollabile la situazione e quindi obbligatoriamente si potrebbe entrare in uno scenario ancora peggiore di guerreggiata che nessuno vuole e che a mio avviso non sarebbe assolutamente la soluzione perché sarebbe un moltiplicare i problemi, quindi non bisogna arrivare lì, bisogna fermare prima questa deriva. Chiarissimo. Devo rivolgersi perché se non deve rivolgersi a Santini lo devo lasciare andare via. Sulle tre aree su cui allora facciamo così, io la interrompo un attimo perché devo lasciare andare il senatore, sennò purtroppo deve scappare. Allora, dopo le do la parola. Pubblicità, pochi secondi, salutiamo e ringraziamo il senatore di essere stato qui con noi. Deve ancora continuare a lavorare, quindi buon lavoro, buona serata e noi tra pochissimo torniamo dopo la pubblicità e do la parola a Castagna, segretario. Prego.